Siamo giunti alla corsa centrale del pomeriggio, ritirato Bacco del Ronco, sono 6 sul miglio BB MTT, Ambramatto, Belvedere, Cla, Brooklyn Lux, Adamo Dipa in prima fila, in seconda Brigitte Rock. I favori sono per Brooklyn Lux, numero 4, Carmine Pisquoglio in sediolo alla pari in chiusura, macchina che stacca in questo momento con Brooklyn Lux velocissima a portarsi al comando, veloce anche Adamo Dipa, poi Ambramatto che cerca di superare Bip Bip. Bip Bip però rientra ad Ambramatto ed è Adamo Dipa che va a sistemarsi, cerca di sistemarsi secondo, ma Bip Bip rientra all'avversario, lo costringe all'esterno e così rimane al largo Adamo Dipa, primi 200 in 13,7 per Brooklyn Lux, che guida nei confronti di Bip Bip, partiti invece con cautela Brigitte Rock come anche Belvedere Cla, Brigitte Rock ovviamente in seconda fila. Intanto 27,9 dice il cronometro ufficiale, con Brooklyn Lux che continua a guidare al completamento dei 600 in 43 secchi. All'esterno si è adeguato Adamo Dipa alla corda Bip Bip MTT, mentre anche Ambramatto va a fare pariglia e precede Belvedere e quindi Brigitte Rock. Intanto 58 per gli 800 con Brooklyn Lux che continua a comandare su Bip Bip MTT. Pariglia esterna c'è Adamo Dipa che precede Ambramatto, lasciando più indietro Belvedere Cla e Brigitte Rock che muove a questo punto e va a formare una terza pariglia esterna dopo 1 chilometro in 1.13,1. Brooklyn Lux in vantaggio nei confronti di Bip Bip, all'esterno invece Adamo Dipa, cavalli a 400 dalla conclusione con la leader che continua ad andare via di lena, deve ancora accelerare, prova la terza ruota ora Ambramatto, mentre viene via anche Brigitte Rock, lungo la corda guadagna invece Belvedere Cla, completamento della curva finale con Brooklyn Lux che ha fatto il vuoto. Brooklyn che nel finale si isola per concludere netta vincitrice, il ritorno al successo per Brooklyn Lux. Belvedere Cla finisce bene al secondo posto davanti a Bip Bip MTT che precede Ambramatto. 1.12,2 il ragguaglio conclusivo, 28,4 ancora a chiudere per la femmina di Carmine Pisquoglio, in training da Lamberto Barbieri, Vincenzo Gianmarinaro, per conto del signor Raffaele Cantelli. Il ritorno al successo per Brooklyn Lux lo fa alla grande con un bel percorso di testa, scandito da un ragguaglio cronometrico sicuramente importante. 1.12,2 il ragguaglio per Brooklyn Lux, Carmine Pisquoglio.